Sulle note dell'inno nazionale brasiliano, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e quello di San Paolo, João Doria, hanno firmato a Cafarsetti l'accordo di cooperazione tra le due città, che pone le basi per un rapporto di collaborazione e interscambio artistico e culturale, con l'obiettivo di ampliare le opportunità tra soggetti pubblici e privati. Questo collegamento che signiamo in questo momento sarà molto importante per sviluppare più rapido le relazioni culturali fra São Paulo e Venezia, in arte, in cinema. Questo accordo, spiegano i firmatari, ci permetterà di realizzare diverse cose insieme, soprattutto partendo dai 3 punti che ci accomunano: l'arte contemporanea, dato che entrambe le città ospitano una biennale, le mostre del cinema e i 2 prestigiosi carnevali. Abbiamo scelto di partire dalla cultura perché è un tema che riguarda da vicino i giovani. Ai giovani vogliamo dare più spazio e vogliamo che creino loro i rapporti internazionali di Venezia, in questo caso con San Paolo, che è una grandissima città che ha grandi collegamenti con Venezia, culturali, di amicizia, personali. Insomma, abbiamo tante cose insieme, possiamo sviluppare grandi cose